Ciao a tutti, oggi ci troviamo presso la scuola materna Maria Immacolata di Santa Croce di Bassano, dove i bambini hanno vissuto un'esperienza indimenticabile. Andiamo a vedere. Come ogni anno la nostra scuola organizza questa serata speciale per i nostri bimbi, dove assieme si fanno tanti giochi, si mangia la pizza e per i bambini è un evento importantissimo dove per la prima volta escono di casa e vivono una serata speciale da soli. Cosa ti è piaciuto di più? Mangiare la pizza e giocare fuori al buio. Fare le magie e venire a scuola di sera. Il gioco lento e il gioco veloce. Cosa ti ricorderai di più di questa esperienza? Quando mi sono truccata. Mangiare la pizza con tutti i miei amici. Ciao Mago Arun, com'è stato fare uno spettacolo per bambini? È stato molto bello perché ho provato a far vedere a tutti quanti i bambini di questa scuola la mia passione per far vedere com'è e cos'è soprattutto la magia. Ok Viviano, guarda, adesso io ti apro un po' il mazzo e ti chiedo di prendere una carta. Perfetto, guardala. La guarderemo tutti, lasciala pure qua. E lasceremo qua la carta. Ora noi la andiamo a girare e la andiamo a lasciare qua, così, in mezzo al mazzo, così, guarda. Ora io piano piano lo spingo dentro, però basta che schiocco le dita, faccio la mossa magica, che la carta torna in cima. Però in realtà è una cosa molto magica, perché in realtà la carta è arrivata in cima, ma in realtà la carta non è mai esistita perché in realtà è sempre stata la donna dei quadri. Complimenti a tutti e grazie per la vostra collaborazione. La TV dei ragazzi, dopo questa puntata, si fermerà per una pausa estiva. È stato un anno meraviglioso, ricco di informazioni e novità. Vi ringraziamo di averci seguiti così numerosi e vi diamo appuntamento per la prossima stagione. Buona estate!